Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Buongiorno, buongiorno, un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, ai loro animali e gatti che stanno ad ascoltare la nostra radio. Un abbraccione grande, 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 immenso alla nostra Tina, che non sta bene, come sapete. Un abbraccione grande, grande a Matteo, che da quello che mi dicono spesso ci ascolta. Ora, un saluto a una nostra, tra l'altro una delle nostre 14 radioascoltatrici, Adriana, che molto gentilmente ha posto poi alcuni punti che oggi andiamo a trattare e che riguardano figure un po' bistrattate dai resoconti, dalla storia che è stata fatta dalla Lega, dalla prima Lega, quando il Nord era sostanzialmente l'unico obiettivo da salvare e tutto il resto era inimicizia. Non è così. L'evoluzione della storia è fatta di luci e di ombre, e se si cerca di caricare l'ombra o di caricare la luce, prima o poi si finisce per andare fuori strada. Quindi mantenersi equilibrati e cercare ciò che effettivamente corrisponde o perlomeno cercare una verità, la ricerca di verità, è oltre che uno nella libertà, oltre che un principio cristiano. La ricerca di verità nella libertà è l'elemento fondamentale del messaggio di Gesù dato a tutti, ma dall'altro lato è anche il modo mediante il quale si può capire come si possono valutare determinate posizioni, si possono elaborare concetti adeguati, si può anche quindi ragionare, dialogare, far capire oppure far recepire quello che si sta dicendo, quello che si sta producendo da un punto di vista del pensiero, perché quello che manca oggi è una ricerca di pensiero. Il pensiero manca. Oggi si utilizzano i messaggini, si utilizzano, voi sentite i giovani parlare, a me fanno impressione, parlano per stereotipi e con frasine corte. Se a un ragazzo oggi chiedi di scrivere, di compilare un tema, quello che il tema, il riassunto, la cronaca, quello che era l'abitudine dei tempi in cui io, vecchio, ho vissuto, quindi gli anni 50, 60 del secolo scorso, 70 qua in università, chiedi questo a un giovane, non è in grado di farlo. Non è assolutamente in grado. È in grado soltanto, tra l'altro, di usare questi strumenti, i telefonini piuttosto che i PC, i computer, e oggi addirittura di dialogare con l'intelligenza artificiale che con voce suadente ti risponde a qualunque domanda, salvo quelle che non le fanno comodo, ma ti risponde a qualunque domanda commettendo errori clamorosi e instillando convinzioni che non stanno in cielo né in terra. Questo lo dico avendo cercato di sperimentare, di interrogare l'intelligenza artificiale sia su materie generali sia su materie specifiche. Le cantonate che vengono prese sono una dopo l'altra. Perché? Perché sostanzialmente, anziché una ricerca di pensiero, quindi una valutazione critica, un far funzionare le celluline grigie di Poirot nei romanzi di Agatha Christie per porsi domande e quindi
poter porre domande all'altro. In questo consiste il dialogo, cioè un confronto fra intelligenze, fra ragionamenti. L'intelligenza artificiale pone una linea mediana, cioè praticamente deve avere delle contrapposizioni e delle posizioni contrapposte, e fra queste posizioni contrapposte sceglie una linea mediana, come se è vero che in medio stat virtus, ma non ci sta la verità nel medio, ci sta il vivacchiare. Quindi oggi si va purtroppo in quella direzione, ed ecco perché noi cerchiamo nelle nostre conversazioni di ragionare, di riflettere per ricercare, per trovare un elemento di dialogo, di comprensione con chi ci sta di fronte, che faccia funzionare il cervello, non quell'apparecchio lì che con voce suadente ti racconta una via mediana, sempre mediana. Ma ad esempio sulla strada non è che si viaggia in mezzo alla strada, si viaggia a destra e a destra dall'altra parte, cioè da una parte si va in un senso e dall'altra parte si va in un altro senso. Se si va in mezzo alla strada ci si scontra. Ecco, questo si può essere un esempio dei pericoli dell'assunzione della via mediana, che è quella dell'intelligenza artificiale, come criterio di guida nella vita di tutti i giorni. A dimostrazione di questo sta il fatto che, ad esempio, problemi di matematici complessi, abbastanza complessi, ma mica neanche tanto, basati sulle derivate, l'intelligenza artificiale non li risolve. Non li risolve perché? Perché non c'è una via mediana, perché non c'è la possibilità di fra un sì e un no, di scegliere il ni, e quindi li sbaglia. Ecco, quindi è utile la radio, che è voce umana, una voce libera, radio libertà, alla ricerca di una verità, e la verità non è la via mediana della tecnologia. La verità è una ricerca complessa che non si raggiungerà poi alla fine mai, ma ci si può avvicinare, però richiede studio, richiede approfondimento. Questo come cappello, come presupposto di quello che adesso, rispetto a quello che si diceva un tempo quello che si diceva in Lega, quello che si diceva a Pontida, quello che si scriveva, va rivisto. Torniamo a quella stagione stagione cruciale della nostra storia italiana, che è il Risorgimento, cioè l'epoca in cui poi iniziano le guerre risorgimentali. Abbiamo detto che si presenta un quadro politico e sociale, ideologico, molto complesso, molto complicato. I proprietari, la maggioranza del territorio era, specialmente quello coltivabile, era suddiviso fra grandi proprietari terrieri. Quelli più liberi, i piccoli proprietari, stavano in montagna. I montanari sono i più liberi anche nell'Ottocento, quindi sono quelli che sentono meno anzi hanno dentro di sé il rifiuto della servitù della gleba. Nelle pianure produttive, la pianura padana, sostanzialmente quelli che erano contadini erano poco più, sicuramente meglio rispetto a un tempo, ma servi della gleba di grandi proprietari rispetto a grandi proprietari terrieri. Questa è la situazione. Agricoltura, quindi la società prevalentemente agricole, e ignoranza diffusissima
sia fra i grandi proprietari, che però almeno qualche scuola la frequentavano, e alcuni c'erano le università, c'erano scuole a cui potevano accedere, e la gran massa non sapeva né leggere né scrivere, quindi una gran massa di ignoranti, che però non significa gran massa di stupidi, anzi, spesso e volentieri gli stupidi erano fra i grandi proprietari, fra quelli che erano favoriti dalla sorte, e le intelligenze erano nel popolo. Quindi l'intelligenza senza cultura è un'intelligenza che in qualche modo viene frenata, dall'altra parte una cultura senza intelligenza può essere addirittura pericolosa. Diciamo che fra tutti quelli che sapevano leggere e scrivere, il 5% della popolazione era in tale condizione, compresi anche quelli che sapevano mettere soltanto la firma, così perché avevano imparato meccanicamente a farlo, e tutti gli altri erano analfabeti. Dal punto di vista politico, quindi c'era anche una grande povertà generale. Dal punto di vista politico c'è l'affermarsi dopo la rivoluzione francese 1789, dopo la rivoluzione francese c'è l'affermarsi di un nazionalismo, del principio nazionale, perché sostanzialmente è la chiave di volta attraverso il quale quel popolo ignorante ha un peso, cioè quel sovrano un tempo assoluto, il Re Sole, non può più decidere da solo che cosa fare e ordinare una guerra piuttosto che altro, o mettere in galera qualcuno, non può più farlo, o comunque vengono limitati questi assurdi poteri, non può più farlo, e deve ricorre per combattere non più soltanto alle eredità, non eredita più niente il sovrano. Se ha sposato la tizia che è la regina del posto tal dei tali, non può più ereditare il posto tal dei tali, quindi deve in qualche modo far dipendere, avere un minimo di consenso da parte del popolo, il quale attraverso il nazionalismo, attraverso il concetto di nazione, conta qualcosa di più di quanto non contasse niente servi della gleba prima, servi della gleba oppure appartenenti alla corte, cioè erano lì a tenere in piedi il potere del sovrano assoluto per poter campare bene anche loro. Ecco, questo è ecclesiastici e nobili, e anche la borghesia su certi aspetti, però la borghesia è vivace, diversa, vuole espandersi a spese degli ecclesiastici e dei nobili, ma il popolo comincia a avere una sua valenza. Dall'altra parte, in quel popolo, proprio per il suo stato di schiavizzazione, di subordinazione folle dell'epoca precedente, nasce il germe dell'ideologia socialista, marxiana. La teoria marxiana dice il potere che spetta al sovrano, ai nobili e alla stessa borghesia, potere economico per la borghesia, sono illegittimi. Il plusvalore di ciò che viene prodotto, il valore praticamente di quello che viene prodotto appartiene a chi lo produce, quindi il potere, la ricchezza va trasferita da quelle categorie ecclesiastici, nobili piuttosto che la borghesia, alla massa dei lavoratori schiavizzati. Ovviamente, siccome sono ignoranti al 98%, a chi li dirige, a chi li comanda. Quindi né più né meno che un trasferimento di potere. L'idolo anche della teoria socialista, marxiana, come lo è oggi, e lo vediamo, è il potere. Transito di potere da chi lo deteneva in quel momento agli altri.
In Italia c'è la particolarissima situazione di un sovrano assoluto, addirittura illuminato da Dio, è sovrano per grazia di Dio e rappresentante di Dio in terra, che è il Papa, e che ha i suoi territori proprio in mezzo alla penisola italiana. A sud c'è un regno, quello borbonico, assoluto, ancora improntato sull'assolutismo, sull'ancien regime. Al centro c'è questo qui che è illuminato da Dio, e per cui se tu gli vai a toccare un sasso, come è come andare a rubare in chiesa. E a nord c'è, e qui già si notano le differenze, si creano le differenze di mentalità. A nord c'è comunque un'avanzata dello spirito nazionale che sostanzialmente corrisponde a una rivalutazione, a una ripresa dell'intelligenza, del potere, che in qualche modo va condiviso con i popoli. E in quell'epoca abbiamo due figure che sono state colte dalla sinistra come loro prodromi, ma che con la sinistra sostanzialmente non hanno niente a che vedere. Sono due figure che avevano delle istanze sociali, sentivano fortemente le istanze sociali, ma non aderivano al socialismo o al comunismo. E sono Mazzini e Garibaldi. In epoca passata, su questa stessa radio, ne abbiamo sentiti di tutti i colori nei confronti di Mazzini e di Garibaldi. Ecco, forse vanno inquadrati in modo meno conflittuale, cioè né Garibaldi è un mero capo di briganti che sono andati a spogliare e a buttare per aria la Sicilia, e i famosi 1000 bergamaschi, sì, erano degli assoldati, ma non erano proprio soltanto dei pirati che volevano andare a rubare beni da altre parti. E Mazzini non era soltanto né un socialista né altro, ma era né più né meno che uno studioso, un intellettuale che cercava una sua via, una sua fase intermedia per poter passare ulteriormente, attraverso un'unità nazionale, passare ulteriormente da un potere comunque assoluto o tendente all'assoluto, qual è quello reale del re, a una repubblica. Era un repubblicano sostanzialmente, e convinto che se tutti i cittadini ubbidissero al senso del dovere che ciascuno di noi ha dentro di sé, il popolo avrebbe potuto gestire direttamente il suo potere senza bisogno di avere un monarca sopra di sé. Questo era più o meno la rigida morale di Mazzini, Giuseppe Mazzini, che è sicuramente utopica, perché pensare a un popolo che ubbidisce soltanto e rigorosamente al dovere senza che gli venga imposto è mai successo, quindi è sicuramente un'utopia. Garibaldi, il nome del quale il cui nome è stato usato anche per le brigate partigiane comuniste, le brigate Garibaldi, in realtà non era
un socialista. Sia Mazzini, che era uno spirito profondamente religioso, non cattolico, però profondamente religioso, sia Garibaldi, che addirittura si professava tranquillamente cattolico, non sono né socialisti né comunisti. È una appropriazione indebita quella che la sinistra fa di queste due figure. Garibaldi era sensibile ai temi sociali, sicuramente, però non secondo l'ideologia di massa che il mancato rabbino Karl Halevi Marx aveva ipotizzato, aveva teorizzato nei suoi scritti, il manifesto dei comunisti prima e il Capitale poi. No, era sensibile ai temi sociali, ma soprattutto era sensibile al fatto che il popolo avesse un suo ruolo, un suo effettivo ruolo nell'ambito della vita di una società. Quindi quello da andare a combattere contro i potentati che quel popolo schiavizzavano era, diciamo, un suo ideale. Poi come lo conducesse, come l'abbia condotto, può essere discutibile, può essere in tutti i modi discutibile, però oggettivamente la situazione è questa. E in mezzo, ecco perché Garibaldi viene dipinto come un bandito sostanzialmente, in mezzo ci sta il fatto che il primo a essere preso di mira in quanto avente una posizione assoluta, addirittura direttamente discendente dal potere divino, è il Papa. E lui quello lo va a combattere direttamente. Ovvio che vada a combatterlo direttamente, ma anche ovvio che i chierici, il clero, vede in lui un bandito, un bestemmiatore, uno che va a intaccare quello che è una realtà sensibile derivata dall'alto, da Dio direttamente. Quindi, quando è in questo crogiuolo che di idee, di posizioni, di situazioni sociali, di idee politiche, che si pone al popolo italiano, perché il 98% risultava essere cattolico, il primo un problema che esiste, che si protrae poi attraverso diverse elaborazioni ed è forte anche oggi, né più né meno. Nel momento in cui viene combattuto il Papa, la domanda che i cattolici si pongono, e l'avevamo già anticipato 2 settimane fa, è: ma si può andare d'accordo rispetto a questo potere, oppure è una vera e propria bestemmia per cui il fatto della conquista delle terre del Papa è un fatto criminoso, moralmente criminoso, quantomeno criminoso per un cattolico. Abbiamo detto che dopo nel 1870, dopo l'avvenuta conquista di Roma, è necessaria una legislazione speciale, la legge delle guarentigie, perché il Papa è senza casa, senza niente, è spogliato dei suoi beni e lì a Roma non si sa neanche di preciso a quale titolo è il Papa. È il capo della Chiesa cattolica, ma di fatto spogliato di quella che è il potere suo, della sua corte, dei suoi privilegi e soprattutto del suo potere diretto. Ora, la domanda che i cattolici si fanno è: ma noi a questo punto, in quanto cattolici, possiamo, e in che termini possiamo e dobbiamo comunque, perché siamo obbligati ad avere a che fare col nuovo potere, che è quello del Regno Sabaudo, che è quello dei Savoia? Ecco, è una delle chiavi della storia politica italiana, perché è una chiave che inizia lì,
nel 1870, andrà avanti con studi, con contrapposizioni molto forti, l'opera dei congressi, poi avrà una sua ulteriore ripresa con Pio X, Benedetto XV, il Papa, quello che la Prima Guerra Mondiale ha definito come inutile strage, e sotto questo profilo aveva ragione, ma nello stesso tempo ricordiamoci che Benedetto XV faceva il tifo per l'Austria, perché se l'Austria avesse vinto lui sperava di riavere i territori. Quindi vedete che siamo alla Prima Guerra Mondiale, ma la questione è ancora lì, è ancora ben viva. Poi si sviluppa ulteriormente con quel grandissimo Papa che è stato Pio XI, il quale ha stipulato 11 febbraio i patti lateranensi, 11 febbraio 29, i patti lateranensi, cioè stabilendo quelli che erano i confini fra il necessario supporto materiale per esercitare la sua funzione da parte del Papa, ben determinato con questi patti necessari, perché fino a quell'epoca questo qui era a Roma, ma non si sa bene a quale titolo, e soltanto in qualche modo, fra virgolette, garantito da leggi unilaterali di uno Stato che poteva anche cambiarsele e ritirarsele, e dall'altro lato, oltre a questo aspetto materiale, determina anche i due campi di intervento, cioè il Papa nell'ambito religioso, nell'ambito del pensiero religioso cattolico, che non è neanche religioso, è libero di fare e di dire quello che vuole, e lo Stato sotto questo profilo non può interferire. Quindi è una storia che va avanti e arriva fino alla Seconda Guerra Mondiale, Pio XII, e poi si sviluppa dopo la Seconda Guerra Mondiale con un qualcosa che andremo a nostra volta a esaminare, che avviene, che si stravolge, e che è il Concilio Vaticano II. Bene, vediamo, la settimana prossima cominceremo a vedere nello specifico quali sono state le posizioni sociopolitiche rispetto proprio al problema degli intransigenti, cioè coloro che volevano a tutti i costi restituire i territori al Papa, e dei transigenti, cioè tutti coloro che in qualche modo si sono detti lo Stato sobaudo c'è, in qualche modo comunque qualche relazione, qualche modo di vivere e di distinguere le situazioni dobbiamo trovarle con la Chiesa Cattolica, col Papa in quanto capo della Chiesa Cattolica, essendo la popolazione italiana 98% cattolica. Io vi saluto, un abbraccione grande alla nostra Tina, grandissimo, un abbraccio a Matteo e un saluto a tutti i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, con un arrivederci, a risentirci, se a Dio piacendo, sabato prossimo alla stessa ora, alle 10 del mattino.